Marista cinquantenne vittima di una baby gang che lo tormenta a Treviso. Il suo racconto: ho paura per i miei figli, ho deciso di lasciare il lavoro e di andarmene. Tragedia a Pianese di Valdobbiadene, 89enne si ribalta con il trattore e precipita in un dirupo tra i boschi, nulla da fare per l'anziano. Prosegue la scia di incidenti e morti sulle strade, ma i comuni di fatto stanno tenendo fermi gli autovelox, ancora da sciogliere il nodo tra autorizzazione e omologazione. L'appello al ministro Salvini. Antavirus, un cittadino sudafricano in isolamento a Padova ha viaggiato nello stesso aereo di una donna poi morta nella nave focolaio al largo delle Canarie. 2 lupi immortalati dalle fototrappole tra Ospedaletto di Strana e Badoere, l'ennesimo avvistamento in pianura lontano dall'habitat naturale. A Cessalto questa mattina l'addio, l'81enne è morta nel rogo della sua abitazione martedì all'alba. Il ricordo dei nipoti: per noi sapevi esserci sempre. Sempre più festa, la 97esima Donata Nazionale di Genova, le voci e i racconti delle penne nere su Antenna 3 dalle 21:15 la serata alpina con i cori, domani dalle 7:30 la diretta non stop per lo sfilamento. Da Umberto Zandigiacomi a Dino Dagnotti fino a Giacomino Benvenu questa mattina il conferimento del premio più prestigioso di Treviso, commozione per lo storico ristoratore titolare dell'Incontro, il mio locale, un ritrovo tra amici. Novità di quest'anno il premio Orizzonte Giovani che vale 18enne Malak Kunti, karateka e studentessa del Da Vinci impegnate in volontariato e associazionismo. Telespettatori di Antenna 3, buonasera e ben ritrovati. Il telegiornale di Treviso è dunque in primo piano il racconto di una odissea, quella vissuta ormai da tempo da un cinquantenne barista che lavora in pieno centro a Treviso, vittima di una baby gang. Tale l'esasperazione da decidere a questo punto, per paura soprattutto nella sorte dei figli, di lasciare il lavoro e di andarsene, letteralmente. Treviso ho messo anche un post, finisce qua, nel senso che non vale la pena rischiare di cose, devo aver paura. 2 ragazzini che posso trovarmi dietro l'angolo e non so, trovarmi una coltellata o pestato per cosa? Per lavorare in centro? Ha deciso di raccontare l'incubo che sta vivendo, mantenendo però l'anonimato perché teme per la sua incolumità e per quella dei figli. Lui fa il barista in un locale in zona Piazza Vittoria in centro a Treviso, mercoledì pomeriggio come sempre al lavoro, quando esce sul plateatico per chiamare la compagna. Viene avvicinato da 2 ragazzini, saprà poi da altri colleghi essere i componenti di una baby gang protagonista in passato di episodi di violenza. Chiedendomi di vedere il cellulare perché io secondo loro gli avevo fatto delle foto, dei video, io ho detto che io il cellulare non glielo davo in mano per fare assolutamente niente e lì mi sono posti proprio davanti viso a viso e li ho allontanati, insomma, poi loro mi hanno insultato, hanno continuato a urlare, volevano spingermi, ma io ho fatto di tutto per evitare, insomma, il contatto. Io sono rimasto là a difesa dei turisti, ho chiuso le 2 uscite, ne ho chiusa una e ho tenuto solo una porta aperta in maniera che non potessero magari entrare da una parte dove non li vedevo. Ha avuto paura? Sì, tanta perché insomma, al bar sono da solo e ho una famiglia. Una paura che è aumentata quando nelle ultime ore ha incrociato nuovamente i ragazzi. In un episodio uno di loro in monopattino lo ha sfiorato per strada come per sfidarlo e intimidirlo. Anche ieri sera sono venuti a trovarmi con i grandi, con i cugini maggiori per avere un chiarimento perché sapevano che io volevo denunciarli, hanno saputo non so da chi che io volevo denunciarli e volevano parlarmi. Io gli ho chiesto, ieri sera eravamo in 2 e ho chiesto al mio collega di stare vicino a me. Il mio collega, ho chiesto a lui di andare a prendere le sigarette perché non mi fidavo di uscire col buio ed erano dietro l'angolo che aspettavano. Aspettavano lei? Non vedo altri motivi. Circostanze che hanno spinto il cinquantenne a prendere importanti decisioni per proteggere la propria famiglia. Ha paura che tornino? Io sì, sinceramente sì. Non ho paura di loro fisicamente, ma per la mia famiglia. Di solito lei torna a casa a piedi, adesso non più? No, adesso mi chiudo dentro, chiamo il taxi e aspetto che quando il taxi è davanti apro ed esco e monto in macchina. Ha deciso di mollare il lavoro? Sì, non ne parlerò domani con i titolari, ma per la mia famiglia non voglio mettere in pericolo me stesso e comunque ho dei figli. Costretto a cambiare vita per loro? Sì,
Sì, appunto l'appartamento lo lascio qua in centro, mi trasferirò da un'altra parte, abbiamo già pensato a un'alternativa. Ha deciso di mollare il lavoro? Lavorare devo, perché ho una famiglia da mantenere e voglio che insomma non manchi niente a nessuno, però se devo rischiare così non ne vale la pena. E adesso la tragedia consumatasi a Pianezze di Valdobbiadene, dove un uomo di 89 anni è morto in un incidente con il suo trattore mentre stava facendo l'orto. Il mezzo è carambolato giù da una scarpata. Era il suo lavoro, la sua vita. E aveva tanta passione per la montagna, perché da più giovane era sempre su di qua, insomma. E così, e qua c'è rimasto. Era sempre in movimento Leandro Agostinetto, 89 anni, una vita di lavoro e sacrifici finita in modo tragico giù per una scarpata mentre stava facendo l'orto nella sua casa secondaria di Pianezze a Valdobbiadene. Sono circa le 14:30 quando l'uomo perde il controllo del suo trattore, probabilmente il freno non tirato, forse la benna che fa sbilanciare il mezzo. Di fatto la carambola risulta letale, solo gli alberi frenano la corsa. Sul posto, lungo la strada dei Fagher, arriva l'ambulanza del su M118 supportata dall'equipaggio di Leone, decollato dalla base di Treviso Emergenza. Un soccorso difficile in un posto impervio, si mobilita anche il soccorso alpino, non è facile districarsi tra la vegetazione. Nonostante la mobilitazione per l'uomo non c'è nulla da fare, ai carabinieri vengono affidati i rilievi di legge, parenti e amici sono increduli come Adorno Rebuli. Il padrino di battesimo, sì. Ecco, che persona era? Era un lottatore, ha lottato sempre fino alla fine, perché ha lottato in tutti i modi, anche adesso, per fermarsi lungo il pendio. E è una persona mai doma, ma era quello che mi aveva regalato gli sci, perché ho iniziato la mia grande passione, che è lo sci. L'anziano, muratore e poi agricoltore, lascia le figlie, tra queste c'è Elena, titolare di una nota azienda a Valdobbiadene, territorio che conosceva come pochi. A Pianezze quella casa era il suo buon ritiro. Trovava sempre qualcosa da fare, anche adesso a una certa età come aveva lui, forse era, ma coi segui, ma non si cambiano le cose. È un grave incidente avvenuto nel pomeriggio in via Cesare Battisti a Colmaggiore di Tarso, scontro tra un'auto e una moto con il Centauro, un 39enne padovano sbalzato dalla sella e finito a terra, immediatamente scattata la macchina dei soccorsi, sul posto del suo giunto con ambulanza ed elicottero, il motociclista portato al Cafoncello in prognosi riservata, le sue condizioni sono serie ma non sarebbe in pericolo di vita. Da una prima ricostruzione dei carabinieri intervenuti per i rilievi del caso a ricostruire l'esatta dinamica, l'impatto tra la Kawasaki e la Hyundai condotta da un 75enne di Tarso sarebbe avvenuto mentre l'auto stava ultimando una manovra di svolta a sinistra. Ancora dunque un Centauro in gravi condizioni, tante le croci e non solo riguardo ai Centauri in questi giorni, ma soprattutto le vittime sulla moto. Prosegue la scia insanguinata di incidenti e di vittime sulla strada. Intanto però i comuni sono fermi con gli autovelox, sono costretti a restare fermi con gli autovelox perché c'è ancora da sciogliere il nodo tra autorizzazione e omologazione. Allora arriva l'ennesimo appello al ministro Salvini. Il mio appello è quello di avere chiarezza sull'uso dei nostri dispositivi telelaser. Vogliamo avere una direttiva chiara per poterli riutilizzare. Non è una questione di cassa, ma è proprio una questione di sicurezza. Stiamo parlando negli anni passati, quando potevamo utilizzarlo, di qualche migliaia di euro di sanzioni che però ci aiutavano a fare prevenzioni sulle strade. Il nodo va sciolto una volta per tutte, dice il sindaco di Cessalto Emanuele Crosato, nei giorni in cui la Cassazione ribadisce il proprio orientamento, inaugurato con un'ordinanza del 2024, sulla necessità che gli autovelox debbano essere non solo autorizzati ma anche omologati per effettuare rilevazioni legittime. Differenza che è sostanza e che ha portato a un mare di ricorsi, nel mirino ovviamente i comuni che per evitarne altri stanno tenendo i dispositivi fermi. A Cessalto è il caso del telelaser in dotazione alla polizia locale, con il sindaco che si rivolge direttamente a Matteo Salvini, titolare delle infrastrutture, perché una norma precisa ancora non c'è e le circolari da sole, pare di capire, non mettono al riparo le pubbliche amministrazioni.
Al Ministro chiedo di aiutare soprattutto i piccoli comuni, i sindaci dei piccoli comuni come il mio a dare delle certezze. Cessalto è un comune particolarmente martoriato dall'autostrada, dalle strade, da un grande traffico. Siamo a ridosso dell'estate e quindi credo sia opportuno accelerare in questo tema. Intanto gli incidenti non si fermano, a Cessalto come altrove, mentre in tanti, soprattutto via social, continuano a evocare Fleximan che ogni tanto fa capolino nelle cronache. Fleximan dovrebbe arrendersi all'evidenza e prendere in considerazione il fatto che molto probabilmente il suo operato sta creando delle vittime sulle strade. In merito non ha dubbi nemmeno Mario Conte, anche in qualità di presidente dell'ANCI Veneto. Io l'ho detto da sempre, mi schiero convintamente dalla parte dell'associazione Vittime della Strada. C'è chi vede l'autovelox come uno strumento per far cassa, chi vede come uno strumento di tutela per la comunità. Ecco, io sono tra quelli che vede l'autovelox come uno strumento di tutela. Un Mario Conte che da sindaco di Treviso, ma anche in certo senso da presidente di ANCI, è tornato a parlare del problema migranti a Treviso. La proposta lanciata dai sindacati ieri, l'abbiamo raccontato, di un consorzio tra i più soggetti istituzionali per garantire vitto e alloggio ai richiedenti asilo, trova l'ok del primo cittadino, che torna però a chiedere uno sforzo maggiore al governo ma anche agli imprenditori. Il comune, dice Conte, sta già facendo il massimo, tanto più che all'ex caserma Serena i numeri sono ormai preoccupanti. Sentite le sue parole. Ringrazio le sigle sindacali e tutti coloro che si mettono a disposizione per portare soluzioni e non per ingrandire il problema. Ovviamente tutto ciò che può aiutare il sistema è ben accetto e sarà sostenuto anche dall'amministrazione. Serve un impegno da parte di tutti. Io continuo a chiedere anche al governo, insomma, di essere incisivo sulle politiche migratorie, perché i territori cominciano a essere un po' saturi. È vero che c'è richiesta di manodopera, è altrettanto vero che non è una singola richiesta che può condizionare i flussi. Io ci sono con grande impegno, con grande determinazione a lavorare in squadra. Tutti coloro che vogliono contribuire all'interno di uno schema coordinato sono ovviamente ben accetti. Serve lo sforzo anche da parte degli imprenditori. Se si riuscissero a trovare delle formule lavoro con vitto e alloggio, credo che avremmo fatto un passo in avanti. Stiamo facendo tutti molto in ogni forma di accoglienza. Ricordo che Treviso è impegnata sia con il progetto SAI, che è il progetto dell'accoglienza diffusa, sia con la caserma Serena, che comincia ad avere dei numeri un po' troppo impegnativi. Pensare a un agglomerato di persone che supera i 500-600 persone, tutte all'interno della stessa struttura, con caratteristiche, esigenze e sensibilità diverse, francamente comincia a diventare un po' preoccupante sotto tanti punti di vista. Antivirus, c'è un cittadino sudafricano che si trova in quarantena, in isolamento a Padova, scatta la sorveglianza attiva anche in Veneto. Si tratta dunque di un cittadino sudafricano che ha viaggiato nello stesso aereo di una donna poi morta nella nave Focolaio al largo delle Canarie. Sentiamo anche le parole di un esperto come il virologo Fabrizio Pregliasco. La natura continua a darci possibilità di rischio, noi a volte arriviamo in luoghi senza quella dovuta attenzione, ma quello che si sta vedendo adesso, seppur con un inizio un po' lento, è quello di un'interconnessione a livello internazionale, appunto per bloccare la diffusione sul nascere. Rete che è scattata nelle scorse ore anche in Italia, Veneto compreso. Nella nostra regione si trova uno dei 4 passeggeri che erano a bordo di un volo KLM in coincidenza per Roma, sul quale era salita una donna poi morta a causa dell'antivirus. Una delle vittime del focolaio scoppiato nella nave da crociera MV Ondius, che ora si trova al largo delle isole Canarie. Il passeggero, un cittadino sudafricano, è ora sotto stretta osservazione in quarantena a Padova. Era arrivato a Venezia da Amsterdam il 26 aprile scorso. La sorveglianza attiva è stata attivata dal Ministero della Salute, che ha trasmesso i recapiti alle regioni di appartenenza. Oltre al Veneto ci sono Campania, Toscana e Calabria, tutte chiamate ad attuare la sorveglianza nel principio di massima cautela.
Il soggetto in quarantena a Padova gode di buona salute, riferisce il presidente della regione Alberto Stefani, e non avrebbe avuto un contatto ravvicinato con la donna, poi deceduta a causa del virus. Il rischio quindi è ridotto, assicura il governatore. Resta il quadro generale. Io sono ottimista in questo senso, che il focolaio probabilmente potrà crescere perché la malattia ha un tempo di incubazione lungo, quasi 2 mesi, però io credo che riusciremo, con quella che è stata l'eredità del Covid, a governare e a gestire questo problema. L'antavirus può provocare nefriti e sindromi polmonari letali, ma al momento, assicura lo stesso virologo Fabrizio Pregliasco, non si intravede una nuova pandemia all'orizzonte, a patto di tenere altissimi i livelli di guardia. Precauzione, assolutamente precauzione, ipotizzando una situazione che io credo non sia quella reale, cioè di un rischio di una trasmissione interumana efficace. È vero, questa trasmissione interumana di questa variante Andes del virus antavirus è dimostrata, però è importante agire subito in modo precauzionale e limitare il focolaio all'inizio di quello che potrebbe essere una diffusione più ampia, ma che credo si riuscirà a evitare e sconfiggere. Martedì all'alba la tragedia era a Cessalto, il rogo nell'abitazione in cui ha perso la vita l'81enne Elena Zamuner, e questa mattina l'addio. È stata una donna semplice, ma con una forza immensa. Ha affrontato una malattia, gli acciacchi, le difficoltà della vita e della famiglia, sempre con discrezione, quasi in punta di piedi, senza far rumore, ma senza mai smettere di esserci. Dovevamo fare ancora tante cose insieme. Ci eravamo detti di scrivere il tuo necessario, anche se il cibo non sarebbe mai stato uguale a quello che preparavi tu. Volevo essere ancora per un po' il tuo taxi personale. Spero di averti risatire di me. Ricordati che ti aspetto ancora per berci un americano e farci 2 risate assieme. Sono ricordi carichi di gratitudine e amore, quelli che i nipoti di Elena Zamuner condividono dall'altare della chiesa di Santa Maria di Campania nel giorno dell'addio all'81enne, morta nell'incendio della sua abitazione di via Bidoggia all'alba di martedì mattina. Fatale la volontà di rientrare in casa dopo essersi messa inizialmente in salvo, forse per recuperare degli effetti personali. Un dramma che ha sconvolto una grande famiglia e un'intera comunità, dove Elena è sempre stata attiva anche nel volontariato, un legame confermato da una chiesa gremita che ha abbracciato il marito Graziano Dal Cortivo, sopravvissuto alla tragedia, i 4 figli e i nipoti. A loro Don Luca Martorell ha praticamente affidato l'omelia e il compito di raccontare una donna e una nonna speciale che sapeva soprattutto accogliere. Nonna era discrezione, perché sapeva trovare i momenti giusti, sempre e comunque in punta di piedi, quando tutti erano andati fuori casa, per chiedere come stessi o come stava andando al lavoro o con l'amoroso. Ed è così che te ne sei andata, cercando di non fare troppo rumore. Io oggi non sto salutando solo mia madre, sto salutando la persona che è stata il cuore della nostra famiglia, una delle frasi scritte in una lettera dal figlio Claudio, la parola casa, quella più ricorrente ed evocativa, una casa che può essere in tutti i sensi ricostruita. Ma possiamo dire che una nuova casa l'hai trovata, il nostro cuore. Un nuovo avvistamento di lupi in pianura, questa volta tra Ospedaletto di Strana e Badoere di Morgano, all'interno dell'area del Parco del Sile. Mortalari 2 esemplari durante le ore notturne, come riporta il gruppo social 6 di Badoere Se, una fototrappola. Il video mostra i 2 animali aggirarsi, lo vedete, senza timori, nella zona verde, non lontano dall'area produttiva di Via delle Fornaci a Ospedaletto. Si tratta dell'ennesimo avvistamento in luoghi distanti dall'habitat naturale di questi predatori, cioè le zone montane. E adesso andiamo a Genova per parlare della festa con il 500.000 di penne nere a Genova per la 97esima adunata nazionale degli alpini. Ovviamente cappello in testa il nostro Lucio Zanatto. Buonasera Lucio. Buonasera Nicola, buonasera ai telespettatori di Antenna 3. Sì, qui la festa sta continuando e sta continuando alla grande, devo dirvi.
e guardate un po' dietro alle mie spalle, qui siamo in via 20 settembre dove domani ci sarà lo sfilamento, uno sfilamento che partirà da piazza Corvetto e poi arriverà giù fino quasi al mare. Una Genova, lo abbiamo già detto nei giorni scorsi, lo diciamo anche questa sera, che ha abbracciato gli alpini e gli alpini hanno abbracciato e, se vogliamo, conquistato Genova per l'ennesima volta. E allora, per raccontare la giornata, andiamo a vedere insieme il servizio che è stato realizzato sulla giornata di oggi. La musica che invade le strade e con la musica un fiume di penne nere. Nella seconda giornata di adunata è un'esplosione di presenze, quella degli alpini nella città dei Caruggi. Già 500.000 che si preparano alla serata dei cori e alla domenica dello sfilamento. Genova parla e respira Veneto e Trevigiano in migliaia dalla Marca. L'adunata sta andando molto bene. Dove siete alloggiati? Noi siamo alloggiati a Recco. È stato un po' difficile trovare da alloggiare. Ci siamo mossi un anno prima. Comunque una bella adunata. Contrariamente a tutto quello che si era detto. La gente di Genova, di là di tutte le polemiche che abbiamo sentito, parlando con tante signore che ci siamo trovati anche ieri, sono felicissime degli alpini e vorrebbero non rimanere qui 3 giorni, ma che rimanessero qua anche la prossima settimana. E poi non dimentichiamo mai che gli alpini hanno aiutato la nostra città nei momenti di difficoltà. E dopo la tragedia del Ponte Morandi sono arrivati in massa per aiutare gli sfollati e i genovesi. A loro diciamo grazie per quello che hanno fatto, per quello che fanno oggi e soprattutto per quello che gli alpini faranno in futuro. È proprio esserci, partecipare, secondo il presidente della sezione di Treviso, Franco Giacomin, la migliore risposta alle polemiche dei giorni precedenti all'adunata. Noi ci siamo, senza clamore, ma con tanto entusiasmo, voglia di stare insieme, condividere e creare un momento di pace e serenità. Per un passante la presenza degli alpini è stata addirittura vitale. Colto da un arresto cardiaco per strada, è stato salvato dal massaggio praticato proprio da 3 penne nere. Il messaggio chiave è serietà, disponibilità, lavoro, senza tanti clamori ma con grande presenza e soprattutto costante presenza nel tempo. Genova ha delle storie, dei racconti, come i 1300 posti sulla Moby Lines noleggiata dagli alpini di Valdagno e ancorata al porto della città della Lanterna, o l'impresa di un alpino bresciano che qui è arrivato a piedi. Lei è venuto a Genova a piedi da Brescia, perché? Allora, per l'onore ai caduti. In quanti giorni? In 6 giorni. Facendo 40 km al giorno, con un dislivello sempre sui 1000-1500. Leonessa d'Italia, a cui domani sera passerà la stecca per la prossima adunata al termine di uno sfilamento atteso e pieno d'emozione, come ha ricordato il presidente nazionale Sebastiano Favero al termine del saluto a Palazzo Ducale alle sezioni estere delle penne nere arrivate anche da Australia, Sudafrica, Argentina, Brasile, Stati Uniti e Canada. Il momento della sfilata è il momento della manifestazione dell'attaccamento a quei valori, quindi dell'attaccamento all'associazione e ai suoi valori, dell'attaccamento, voglio dire, alla gente, alla popolazione, perché quando, voglio ricordarlo, c'è bisogno, gli alpini sanno sempre rispondere presente. Ecco, allora abbiamo sentito Sebastiano Favero, il presidente nazionale, però abbiamo sentito anche le parole, insomma, legate alla solidarietà degli alpini che sono stati ricordati anche dal vescovo qui di Genova nella celebrazione della Santa Messa nel pomeriggio di oggi. Marco Tasca, Monsignor Marco Tasca, tra l'altro nativo di Sant'Angelo di Piove di Sacco, quindi un veneto, ha ricordato proprio il senso di solidarietà e il lavoro silenzioso ogni giorno per il bene comune, un bene comune che vuol dire aiutare il prossimo, come fanno naturalmente gli alpini. Presente alla celebrazione della Santa Messa oggi pomeriggio anche il ministro della Difesa Guido Crosetto. Sentite cosa ha detto ai nostri microfoni. Signor Ministro, gli alpini una risorsa per l'Italia. Sì, lo spirito alpino è una risorsa dell'Italia, qualcosa di cui dovremmo fare tesoro ogni giorno. E qui a Genova sono un faro anche di libertà. Non solo Genova, lo sono tutto l'anno per tutta l'Italia. Questo spirito è quello che ci aiuta a essere credibili in tutte le missioni di pace che abbiamo fatto nel mondo. È lo spirito che ci ha fatto amare in tutte le nazioni dove siamo stati ed è qualcosa che potremmo insegnare agli altri. Ministro, Trump ha detto che valuta il ritiro degli americani dalle nostre basi. Dai frutti li riconosceremo. Grazie, stop.
Ecco quindi questo è il commento del Ministro della Difesa Guido Crosetto, che sarà presente domani nello sfilamento. Ricordo, noi cominceremo alle 7:30 domani mattina, però questa sera 21:15 non mancate, perché c'è la diretta della serata alpina qui da Genova. Domani invece, pensate, avremo tra i commentatori anche un generale particolare, Italico Cauteruccio, che oltre che essere generale è stato anche sostanzialmente il fondatore degli alpini paracadutisti, e li abbiamo qua gli alpini paracadutisti che vogliono fare un saluto a Italico Cauteruccio. Perché è sempre stato il nostro portabandiera, quello che ha creduto proprio negli alpini paracadutisti per portarli fino al 4° reggimento alpini paracadutisti Ranger. E volete salutarlo come? 1001, 1200, 1300, 1400, 1500, vai Strack! E con questo restituisco la linea, la riprendiamo a 21:15, Antena 3, non mancate. Grazie, hai detto praticamente tutto tu, quindi 21:15 la serata alpina e poi dalle 7:30 di domani tutta la giornata la diretta non stop per raccontare il momento clou della adunata, lo sfilamento delle penne nere. Vi ricordo anche la possibilità di mandare come sempre i vostri messaggi da casa per tutto il giorno per salutare gli alpini a Genova. Andiamo velocemente in pubblicità, fra pochissimo di nuovo in diretta.